Cari amici, intanto auguri a tutti quelli che hanno l'influenza, auguri a tutti quelli che devono andare in ospedale, si bagneranno, si sono bagnati, la tettoia ancora non c'è e vediamo se possiamo dirlo a Matteo Renzi, può essere che se la vedrà lui, San Matteo, può essere, noi non molleremo. Certamente siamo come la goccia che va sulla roccia, alla fine la scava. Non è pensabile che stiamo ancora così. Comunque, lasciamo perdere le cose, diciamo, spicciole di tutti i giorni che incidono comunque sulla gente e andiamo nei numeri della grande politica, quella internazionale, quella per cui, sono 2 anni che la Suprema Corte ha rimandato di 1 settimana, poi la settimana dopo la Suprema Corte ha detto che si deve pronunciare, ma fra 1 settimana l'altra Corte meno Suprema e poi la Corte meno Suprema dice che deve prendere tempo, ci vorrà 1 settimana e così via fino a questa settimana in cui tutti, quasi tutti, avevamo abboccato all'idea che vabbè, forse adesso hanno capito che basta tirare la corda. No, non è che loro non hanno capito che basta tirare la corda. Noi non abbiamo capito che rispetto all'India siamo meno di una tribù di Sikh, siamo meno che dei paria, meno che dei poveracci. Ecco, questo è il vero problema. Ho sentito finalmente, dopo 2 anni, un politico dire, si può dire questo in televisione, avrei mandato lì un elicottero a prenderli. Ecco, grazie, si metta in coda da questa emittente, lo abbiamo già detto. E continuano a prenderci in giro. Il problema non sono gli indiani che ci prendono in giro, il problema è che quant'è che noi continueremo a farci prendere in giro dagli indiani senza fare niente, senza opporre la benché minima resistenza. Oh, no, una resistenza c'è, quella fortissima di Staffan de Mistura, meno male che c'è lui.